Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto. Avremo come sempre collegamenti, contributi dalle nostre redazioni, parliamo di Padova, Vicenza, parliamo anche di Bassano. Le notizie del giorno sono molte, sono di vario genere, andiamo dalla cronaca all'emergenza coronavirus che tiene banco come sempre in questo periodo. Purtroppo non sono ancora arrivati i dati dell'azienda zero della regione del Veneto, strano perché di solito a quest'ore li abbiamo già a disposizione. Appena arriveranno ve li faremo vedere. Allora, prima di cominciare con i nostri collegamenti, facciamo un po' il punto della situazione. I problemi di giornata sono legati soprattutto alle scuole e all'emergenza, nel senso che emergono casi di coronavirus che portano poi alla quarantena per intere classi o a chiusura di scuole, magari anche si va dall'infanzia fino alle superiori, molti casi isolati che portano poi a quarantene per le famiglie, quindi una situazione in continuo divenire. Noi stiamo tenendo d'occhio tutto quello che succede in Veneto, stiamo parlando anche con le aziende sanitarie, ma adesso stiamo parlando con Gabriella Basso in collegamento dalla piazza a Vicenza. Vediamo. Abbiamo Piazza Biade, perfetto, non riconoscevo. Allora, abbiamo la conferma che siamo in diretta perché suona mezzogiorno in punto, quindi suona l'ora anche a Vicenza. Gabriella, cosa sta succedendo in città? Allora, intanto buongiorno a te Ferdinando e ai telespettatori di Rete Veneto, ovviamente da Piazza Biade, l'altra grande piazza appunto di Vicenza. Ma oggi parleremo tra tante cose, tra i tanti argomenti, parleremo anche proprio di trasporto pubblico anche legato al Covid, perché con l'inizio dell'anno scolastico ci sono stati non pochi problemi proprio col trasporto pubblico con SVT e oggi proprio qui siamo a 2 passi dalla provincia, c'è un incontro che farà chiarezza su quelli che sono stati i problemi e soprattutto speriamo le soluzioni per tanti ragazzi che sono magari rimasti a terra perché non c'erano gli autobus sufficienti, oppure anche ci sono stati malori, ragazzi che si sono sentiti male, problemi anche di misure, diciamo, di tutela per il Covid, perché ci sono stati ovviamente degli ammassamenti sia alle fermate dei pullman ma anche all'interno degli autobus molto accalcati. Ne avevamo già parlato nelle scorse settimane sentendo lo stesso direttore di SVT Umberto Rovini, ma oggi vedremo se ci danno qualche soluzione. Gabriella, ti interrompo un attimo per ricordare anche ai nostri telespettatori che questo problema è un problema, in questo caso stiamo andando a Vicenza, quindi che riguarda la provincia di Vicenza, per esempio una città come Bassano, importante città studentesca, ha avuto enormi problemi all'inizio delle scuole proprio con quello che hai detto tu poco fa, quindi corriere vuote e corse invece troppo piene pochi minuti dopo, quindi sfasamenti negli orari legati all'uscita e all'ingresso in classe dei ragazzi che magari per un minuto devono poi aspettare la corriera successiva e piena fino a causare per esempio alcuni svenimenti o malori da parte di ragazzi che un po' impauriti da quello che c'è in giro in questo momento, un po' anche per l'effettivo assembramento all'interno delle corriere, non si sono sentiti bene. Quindi riguarda Vicenza, ma riguarda in realtà tutto il Veneto, perché sappiamo che questa situazione è sovrapponibile a qualsiasi provincia. Prosegui, scusa, sì. Gabriella. Sì, tranquillo, no, ma anche perché SVT è quello del servizio trasporto pubblico extraurbano in assoluto, che quindi fa queste tratte importanti e porta studenti da Bassano diciamo a Schio per esempio, piuttosto che viceversa, quindi c'è un grande via vai anche proprio di studenti tra le due città e tutto il territorio vicentino. Parleremo poi di bombe, perché parliamo di bombe ordigni della seconda guerra mondiale, perché ieri abbiamo fatto un servizio in cui parlavamo del Parco della Pace, di quello che doveva essere il Parco della Pace disseminato ancora di ordigni bellici, nonostante la bonifica, nonostante i soldi spesi per la bonifica. Oggi il sindaco ha incontrato Eugenio Civile, che anche lui è rimasto a quanto pare sorpreso della presenza ancora di così tanti ordigni, e tra l'altro ce ne sono almeno 54 che bisogna ancora fare esplodere. Probabilmente il sindaco ha chiesto che vengano fatti esplodere lì senza in qualche modo andare a interferire con il cantiere, che è già stato bloccato abbastanza con il Covid, perché chiaramente il Parco della Pace è uno di quelle
di quei progetti dell'amministrazione atteso da tanto tempo e atteso soprattutto dai cittadini, perché è un polmone verde importante per la città ovviamente. Poi parleremo anche ancora di smog, perché purtroppo, come altre città del Veneto, Vicenza ha preso una pagella di Legambiente in tema di inquinamento, malaria è il nome del dossier, e l'assessore Simone Assiotto, che è l'assessore anche all'ambiente, ha precisato che è una pagella che tutto sommato si aspettava, anche perché comunque le misure che vengono adottate anche dal bacino dei comuni che sono uniti insieme proprio nella lotta contro lo smog servono misure che siano diciamo più a lungo respiro, più ad ampio respiro e più a lungo termine del semplice stop alle auto, che tra l'altro è scattato con oggi 1° ottobre e che comunque, per quanto almeno riguarda Vicenza, ma credo anche le altre città che fanno parte appunto del bacino, mantiene quelli che sono le stesse deroghe e gli stessi limiti imposti al traffico della città. Certo, perché comunque i cittadini dopo il lockdown e tutte le problematiche, imporgli anche il blocco delle macchine, soprattutto anche le attività economiche, diventava che doveva essere il blocco degli Euro 4 e gli Euro 5, vi ricordo, doveva essere quest'anno, quindi era una situazione un po' difficile da far accettare ai cittadini. Ricordiamo, Gabriella, da una parte che questi blocchi naturalmente devono, e questo lo dicono un po' tutti gli studiosi, gli esperti, devono avere una valenza che dovrebbe essere addirittura sovraregionale, perché dovrebbero interessare l'intero nord Italia, l'intera pianura padana. E ricordiamo anche che durante il lockdown, forse una delle pochissime cose positive che quel momento ha portato, c'è stato un abbassamento fortissimo delle emissioni in atmosfera, ma anche di quella che era la visibilità della volta celeste. Ci sono stati momenti, ricordiamo a marzo, aprile, quando proprio la situazione era drammatica, in cui la volta celeste, in cui il cielo si vedeva come non si era visto prima, forse per qualche decina d'anni. Naturalmente ovvio che questo non può giustificare affatto né il lockdown né tutto quello che tutti abbiamo sofferto in quel periodo, però c'è una correlazione ovvia ormai fra il ritmo della vita qui nella nostra regione, nelle regioni vicine, e invece la qualità dell'aria, sia quella che respiriamo che quella che vediamo. Gabriella, ti chiedo anche se abbiamo notizie di cronaca. Sappiamo che devi scappare perché c'è la conferenza stampa che sta per iniziare con SVT, ma ci sono novità di cronaca in questo momento a Vicenza? Stiamo seguendo una storia che deve essere ancora, te l'accenno, deve essere ovviamente ancora ben delineata, ma sembra che ci sia stata un'azione di bullismo nei confronti di un ragazzino alla fermata di un autobus. Adesso ancora non so esattamente se autobus inteso autobus cittadino o appunto una corriera di SVT, da parte di alcuni compagni. Questa è la cosa che stiamo seguendo in questo momento, però ovviamente per i maggiori dettagli questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali. Allora Gabriella, grazie, buon lavoro. Naturalmente se ci saranno altre notizie importanti, informazioni di cronaca da Vicenza, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Noi fino alle 13 siamo in diretta per informare i nostri telespettatori, siamo anche su Facebook, siamo anche su internet. Grazie Gabriella. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, queste erano le notizie da Vicenza. Quindi non solo coronavirus dal punto di vista dell'emergenza, dei dati, dell'epidemia, ma anche dal punto di vista dei trasporti scolastici. Quindi ne avevamo parlato, ne riparleremo di sicuro, perché sono notizie che ci arrivano da tantissimi nostri telespettatori. Le difficoltà del trasporto pubblico in questo momento, quindi una scuola sottoposta a uno stress fortissimo. Da una parte ci sono questi casi, questi focolai che sorgono all'interno delle scuole, delle classi, che vengono poi monitorati, controllati. Ci sono quarantene, tamponi per gli studenti, per tutti quelli che sono stati vicini agli studenti, quindi anche per le famiglie. Problemi di trasporto, non certo un inizio semplice per quest'anno scolastico, ma l'avevamo detto, ne avevamo parlato per tutta l'estate, sapevamo che sarebbe stato molto complicato. Complicazioni che
potrebbero proseguire per un altro po', perché arrivano notizie dall'ANSA. Il governo starebbe valutando una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. La proroga infatti al momento dovrebbe scadere a metà ottobre, quindi fra 2 settimane, ma ci fa sapere l'ANSA, il perdurare dell'emergenza ha suggerito agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico di allungare i tempi dello stato di emergenza. Lo stesso Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, lo ha confermato a margine di una visita in una scuola media in provincia di Caserta. Allora, andremo in Parlamento, dice Conte, a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Lo confermano anche altre autorità nazionali, ne parla anche Roberto Fico, Presidente della Camera, che conferma se ne occuperà il governo. Allora, verrà discusso in Parlamento quanto prima, quindi entro pochissimi giorni, e lo conferma anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita in uno stabilimento ad Anagni, da dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid, a cui si sta lavorando in collaborazione con le multinazionali del settore. Quindi questo naturalmente non cambia molto, però diciamo che dà la possibilità alle autorità di muoversi all'interno di quello che è una parentesi, un quadro normativo che può fare scelte anche importanti a chi governa. Quindi eventuali ordinanze, eventuali scelte da parte dello Stato, della Regione, arriveranno più facilmente con questo prolungamento dello stato di emergenza. Ricordiamo, se ne parla addirittura fino al 31 gennaio, quindi compreso tutto il periodo natalizio, compreso il primo mese dell'anno prossimo. Che sia una buona o una brutta notizia, questo non possiamo dirlo in questo momento. Sarebbe molto interessante vedere i dati dell'azienda zero della Regione Veneto, che però non abbiamo. E allora andiamo a dare un'occhiata a quello che succede in giro e per esempio, ve lo diamo, è successo da poco. Chiedo a Fabio Verina, Alessandro Costacurti in regia di farci vedere questa fotografia, perché c'è stato un grave incidente stradale questa mattina a Ponte della Priula, comune di Susegana, proprio nel bel mezzo del ponte sul Piave. Il conducente dell'auto, si tratta di un uomo del quale al momento non sono state rese note le generalità, avrebbe accusato un malore e avrebbe sbandato andando a invadere la corsia opposta e schiantandosi contro questa betoniera. L'uomo è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure dei sanitari che sono accorsi sul posto. È in gravi condizioni, ci fanno sapere, ed è ricoverato nell'ospedale di Conegliano. La sua Opel Corsa è andata naturalmente, questo lo potete vedere dalla fotografia, completamente distrutta nello scontro. Questo incidente ha causato gravissimi problemi di viabilità, naturalmente essendo avvenuto in mezzo a un ponte, ha bloccato il traffico durante tutte le operazioni di soccorso della persona, di rimozione di mezzi incidentati. Avete visto presenti anche i vigili del fuoco che poi ci permettono di raccontarvi in diretta quasi queste cose grazie alle fotografie e ai video che ci fanno avere con grande puntualità. Allora, abbiamo parlato di emergenza coronavirus, abbiamo parlato di scuola, fra poco parleremo anche di notizie un po' più leggere, ma comunque molto più importanti. Andiamo a Padova perché c'è la mostra di Van Gogh, siamo andati dentro la mostra e vi faremo vedere qualche immagine in anteprima, ma ve la faremo vedere dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, tutte le informazioni, tutte le notizie dal Veneto. Stiamo facendo un po' il giro con i nostri giornalisti. Siamo stati a Vicenza, poco fa abbiamo sentito le notizie riguardanti il trasporto pubblico, ma anche i residuati bellici trovati al Parco della Pace. Suona un po' come una barzelletta che il Parco della Pace sia pieno di bombe della
della seconda guerra mondiale da far brillare. Allora, adesso andiamo invece con un contributo a Padova, perché sta per aprire la mostra straordinaria su Van Gogh e siamo entrati per dare un'occhiata a questa mostra e ce ne parla Valentina Visentin. Buongiorno dall'interno del Centro Culturale San Gaetano. In anteprima vi mostriamo alcuni dei quadri che sono esposti per la grande mostra di Vincent van Gogh che aprirà a Padova l'11 ottobre, una mostra organizzata dal curatore d'arte trevigiano Marco Goldin, capolavori grandissimi che arrivano dalla collezione del Kröller-Müller Museum, e questa stanza per esempio vi facciamo vedere quelli che sono gli amici di Vincent van Gogh, il cugino e la moglie, il figlio del cugino Romain, la famiglia Giraud, l'iconica Arlésienne, sono gli amici che Van Gogh aveva quando nel suo periodo ad Arles. E poi un'altra immagine che vi facciamo vedere è quella del seminatore, uno dei classici, uno dei dipinti più famosi di Van Gogh. Questo è una delle tante tavole di riproduzione, quello è un disegno preparatorio. Insomma, tanti di questi bellissimi capolavori potranno essere visibili a Padova dall'11 ottobre. Ovviamente gli ingressi, vista l'emergenza sanitaria del Covid, sono contingentati. Si pensava una mostra da 300.000 visitatori, il numero è stato ridotto a 100.000 visitatori, ma comunque è la prima grande mostra qui al Centro Culturale San Gaetano che il Comune ha adattato e sistemato proprio per ospitare mostre di respiro internazionale come quella dedicata a Van Gogh, la prima organizzata da Marco Goldin in vista di un'altra mostra il prossimo anno dedicata agli impressionisti. Da Padova è tutto e restituisco la linea allo studio. Allora, avete sentito, magari il volume era un po' basso perché forse Valentina Visentin con Francesco Rattai cercavano di mantenere quel silenzio che bisogna adottare quando si va a una mostra di questo livello. Ma Valentina sarà in collegamento con noi fra poco per raccontarci quello che succede a Padova e quindi probabilmente riusciremo a approfondire alcuni dei temi. Mostra di Van Gogh, abbiamo sentito, nata come un polo attrattivo per 300.000 visitatori, invece a causa del Covid il numero complessivo delle persone che potranno andare a vedere questa meraviglia saranno solo 100.000. Poi per tutte le informazioni andremo dopo a sentire Valentina e nei nostri telegiornali approfondiremo i vari temi legati a come comprare i biglietti, quando e fino a quando resterà aperta la mostra, che ricordiamo al Centro San Gaetano a Padova. I quadri, le opere che abbiamo visto in questo brevissimo contributo dalla nostra redazione padovana bastavano già a far capire la qualità della proposta, quindi per gli amanti dell'arte un punto di riferimento imprescindibile, quello padovano. Allora, questi erano i primi collegamenti. Adesso arriva un'altra notizia da Padova che vi diamo al volo, ovvero sono state definite le destinazioni per i 31 ospiti negativi dell'asilo notturno del Toresino. Restiamo a Padova, appunto, coinvolto in un focolaio Covid. Attualmente le persone si trovano ancora all'ex scuola Gabelli in attesa di concludere i 14 giorni di quarantena. L'assessore sociale Marta Nalin ha confermato che 31 persone saranno accolte all'ex ostello in via Aleardi allestito dalla Croce Rossa. 5 persone, tutte donne, saranno invece ospitate in una struttura messa a disposizione dalla diocesi. Qui rimarranno in isolamento fiduciario in attesa di eseguire un nuovo tampone al termine della quarantena. Quindi va risolvendosi un po' quella situazione molto complicata che si era creata all'asilo notturno del Toresino, ricordiamo anche con momenti drammatici, un tentativo di fuga da parte di uno delle persone che vengono ospitate in questa struttura. Allora, detto questo, continuiamo a parlare di coronavirus e scuola. Facciamo un passo indietro, andiamo a vedere la lettera che l'ULSS 7 Pedemontana, quindi zona di Bassano e Pedemontana, invierà a partire da oggi a più di 200 dirigenti scolastici per ottenere dalle famiglie il consenso preventivo a eseguire i test nelle scuole in caso di necessità.
La richiesta arriverà nera su bianco ai più di 200 dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dell'ULSS Pedemontana. Il tempo è fondamentale nella lotta alla diffusione del coronavirus. Il via libera da parte delle famiglie all'esecuzione di tamponi rapidi nelle scuole offrirà una marcia in più. Un consenso previo che ci permette di intervenire in maniera tempestiva e non perdere tempo. Quanto più veloce si fa il tampone, quanto prima si ha la condizione di possibile contagiosità o meno, e quindi in caso di positività la necessità di allargare l'indagine epidemiologica e quindi in questo caso di interrompere la possibile catena di trasmissione. Cosa accadrà in caso di necessità all'interno di una classe? In uno spazio dedicato, individuato dalla scuola, noi ci collochiamo e facciamo i tamponi a tutta la classe e eventualmente ad altri contatti che abbiamo individuato nell'indagine epidemiologica previa. Quindi questo è, diciamo così, l'intervento che si fa a scuola, oltre a vedere, diciamo così, le condizioni ambientali, le condizioni di pulizia e sanificazione che ci permettono anche di completare il nostro quadro. I tamponi rapidi sono già a disposizione dell'ULSS 7 che li ha usati proprio in queste ore in una scuola media di Thiene. Qui il caso di uno studente positivo ha fatto scattare la ricerca dei contatti stretti. Per uno dei compagni di classe l'esito del tampone rapido ha dato risultato positivo, risultato confermato anche dal tampone molecolare. Il tempo di risposta veloce limita inoltre la necessità di isolamento richiesta con l'esame tradizionale. In un paio di ore si riesce a completare lo screening di una classe e quindi questo è molto importante per noi proprio per la rapidità della risposta. Notizie che andremo ad approfondire nei nostri telegiornali di oggi, perché stiamo seguendo quelli che sono i focolai all'interno di alcune scuole, in questo caso relative all'ULSS 7 Pedemontana. Sappiamo che in altopiano, nella zona dell'altopiano di 7 comuni, c'è stato qualche problema dei giorni scorsi, addirittura con una scuola per l'infanzia di Rozzo chiusa con tutti i 16 bambini in quarantena. Queste però sono notizie che sono in continua evoluzione, le stiamo seguendo proprio in questo momento, quindi ve ne potremo dare conto, speriamo nel corso di questo Focus TG, altrimenti nei TG di Bassano e poi naturalmente Vicenza questa sera. Allora, un'altra notizia sempre da Padova, il sindaco di Padova Giordani sta studiando il cosiddetto modello Bologna, che con un'ordinanza ha reintrodotto l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto in modalità più restrittive rispetto a quelle oggi in vigore sul territorio nazionale. Giordani sta seguendo con massima attenzione l'evoluzione dell'epidemia a Padova e definisce la mascherina un presidio fondamentale che consiglia di usare il più possibile. Su questo naturalmente anche noi di Rete Veneta ve ne parliamo spesso, l'importanza dell'utilizzo della mascherina, ce ne hanno parlato tutti, abbiamo sentito anche nelle scuole, è fondamentale che i ragazzi usino la mascherina quando se ne presenta la necessità, ovvero nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola, in classe, quando si è in classe e la distanza di sicurezza è garantita, si può magari farne a meno per poi rimetterla durante la pausa, durante quella che è cosiddetta merenda. Quindi l'importanza dell'uso della mascherina. Questa è una dichiarazione di Giordani. Oggi non escludo nessuno degli strumenti che possono aumentare la soglia della sicurezza in città, ma senza allarmismi e con buon senso. Ecco perché ogni eventuale passo di mia competenza sarà fatto in un ampio confronto con medici ed esperti, seguendo con attenzione la curva dei contagi nei prossimi tempi. Questa è una dichiarazione del sindaco di Padova Giordani, che si innesta su quanto abbiamo detto prima, ovvero che il governo sta ponderando, ma pare che sia quasi decisa questa scelta, la possibilità di portare lo stato di emergenza in accordo col Comitato Tecnico Scientifico fino alla fine di gennaio. Si tratterebbe di 4 mesi
ancora da vivere in queste condizioni o in condizioni anche più restrittive dovessero essere fatte scelte importanti. Quindi ve ne daremo poi informazione, speriamo che arrivino conferme oppure smentite su queste voci che girano, su queste voci confermate anche dall'ANSA, quindi se ne sta parlando, ci si sta pensando seriamente. Allora, dicevamo che dovevamo tornare a Padova, veniamo da Padova perché abbiamo parlato di quello che ha detto il sindaco Giordani sulle mascherine e ritorniamo a Padova con Valentina Visentin che poco fa era all'interno della mostra di Van Gogh. L'audio era onestamente un po' basso, sussurravi Valentina, forse presa dall'emozione di trovarti al cospetto di tanta arte, quindi magari se riusciamo a ribadire 2 o 3 argomenti di quelli che erano presenti prima. Intanto buongiorno, dove sei? Spiegaci. Sono all'esterno del San Gaetano, era sussurrato l'audio semplicemente perché come me c'erano anche altri colleghi che stavano effettuando delle riprese e ovviamente rischiavamo di entrare nel loro audio ambientale, però era troppa la voglia di farvi vedere in anteprima i grandi capolavori che sono già stati posizionati all'interno delle sale del San Gaetano. La mostra aprirà il prossimo 11 ottobre, tantissimi capolavori che arrivano dal museo del Koninklijke Museo di Otterlo in Olanda, raccontano i vari periodi storici di Van Gogh, una nuova mostra, la 6ª per Marco Goldin dedicata a Van Gogh, ma con uno spirito completamente nuovo che vuole far conoscere nell'intimo il grande maestro olandese. E siamo usciti dal San Gaetano anche per aggiornarvi sulla questione tamponi e contagi in centro città e in provincia, perché ieri si sono registrate alcune code all'esterno del punto tamponi dell'USL di Campo San Piero. Oggi la situazione, ci confermano, è ritornata alla normalità. Questo è dovuto al fatto che i pediatri, per molti bambini, abbiamo visto che nell'Alta Padovana ci sono diverse scuole con classi in isolamento, i pediatri prima del rientro a scuola fanno fare il tampone obbligatorio ai ragazzi. Quindi ieri si sono registrate queste lunghe code all'esterno del distretto USL di Campo San Piero, situazione che oggi ribadiamo è tornata alla normalità. Valentina, domanda di rito, c'è cronaca a Padova questa mattina? Al momento non abbiamo notizie di cronaca che riguardano la città, quindi magari durante la giornata arriveranno. Oggi diciamo che l'evento principale era la grande anteprima di questa mostra dedicata a Van Gogh. Purtroppo causa Covid sono stati diminuiti i biglietti, quindi da 300.000 si è ridotti a poco più di 100.000, proprio perché gli ingressi qui al San Gaetano seguono scrupolosamente le norme anti-Covid e quindi sono contingentati, ma è davvero una grande appuntamento per la città. C'era anche il sindaco Giordani, che lo ricordiamo sta prendendo anche in considerazione, sta guardando l'esperienza di Bologna che ha reintrodotto l'uso della mascherina all'aperto anche durante la giornata, e quindi il sindaco proprio poche ore fa ha detto che sta valutando anche lui questi provvedimenti come Bologna, ma prima per avere il via libera definitivo e firmare un'ordinanza serve un parere medico-scientifico. Nel paese, nel comune comunque lui invita a portare sempre la mascherina il più possibile ed usare tutte le precauzioni. Dicevamo, Valentina, poco fa ai nostri telespettatori che anche il governo, quindi il Premier Conte, ha annunciato che si sta ponderando l'idea, ma ormai sembra quasi ormai deciso, di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio, e questa proroga permetterà probabilmente ai sindaci e alle autorità di fare queste scelte che possono sembrare impopolari e complicate, però che abbiamo visto dove sono state applicate. Si parla per esempio dell'altopiano di Asiago, altopiano di 7 comuni, dove il comune di Asiago ha imposto, e credo che sia ancora in vigore, l'uso della mascherina H24 nella zona pedonale. Abbiamo visto che le cose, nonostante il grande afflusso di turisti, sono andate bene, quindi può darsi che anche per Padova... Anche Padova sì. Al momento non c'è nessuna ordinanza, però il sindaco l'ha presa in considerazione osservando il modello Bologna, che insomma è una grande città che ha adottato, appunto, ha rifirmato l'ordinanza per l'uso della mascherina anche all'aria aperta. Benissimo, allora Valentina, domanda di rito, se ci saranno notizie importanti da Padova, certo, non esitate a richiamarci, noi siamo qui fino alle 13 in diretta al Focus TG. Buon lavoro!
Quindi da Padova qualche informazione in più su questa mostra, avevamo pensato bene sentendo il collegamento, il contributo sussurrato era per non dar fastidio alle altre persone presenti, quindi quello che si doveva dire ve l'abbiamo detto adesso e prima avete potuto vedere qualche anteprima di questa straordinaria esposizione padovana. Di tutto il resto invece parleremo dopo la pubblicità, perché adesso facciamo una breve pausa, ma voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Allora, abbiamo sentito un po' che cosa sta succedendo in Veneto, ci sono sindaci come quello di Padova, città fra le più importanti di questa regione, che stanno pensando alla possibilità di ampliare l'obbligo dell'uso delle mascherine, magari a tutto il giorno o in alcune aree del centro, insomma scelte molto complicate che si innestano su quello che ormai sembra essere una certezza, ovvero la proroga dello stato di emergenza da parte del governo di Roma fino al 31 gennaio. A questo proposito è arrivata una dichiarazione del Ministro della Salute Roberto Speranza. Allora, la frase è questa: dobbiamo resistere con il coltello fra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono, ma mentre resistiamo dobbiamo anche guardare al futuro. Una frase che ci fa capire che probabilmente l'emergenza è ben lungi dall'essere finita, siamo a metà del guado, almeno a sentire tutte queste novità che riguardano la proroga dello stato di emergenza, la volontà di instaurare l'obbligo di mascherine nelle città per fasce più ampie, come succedeva in momenti più complicati o durante il lockdown. Non sono purtroppo ancora arrivati i dati, anzi chiedo alla nostra redazione se qualcuno ha modo di farceli avere, perché sarebbe importante vedere i dati odierni prima di chiudere il TG di pranzo. Detto questo, restiamo in provincia di Padova, spostiamo per un attimo l'attenzione dall'emergenza coronavirus e dai suoi corollari e andiamo a vedere lo stato in cui versa la famosa, celebre Villa Rodella, una villa di Cinto Euganeo ai piedi dei Colli Euganei, che è diventata proprietà dello Stato del demanio da quando è stata confiscata all'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Sono passati 5 anni, ce ne eravamo occupati anche noi della nostra emittente. Guardate in che stato versa adesso. Villa Pasqualigo Pasinetti Rodella Galan è di proprietà dello Stato dal novembre 2015, quando l'ex presidente del Veneto, dopo aver patteggiato 2 anni e 10 mesi di carcere per la vicenda Mose, cedette la Villa Veneta di fine Cinquecento al demanio per risarcire il danno di 2.600.000 euro causato allo Stato. Dopo quasi 5 anni la bella costruzione è soffocata da una vegetazione che cresce senza controllo, che sta uscendo dai muri del giardino ed è arrivata fino al fosso di confine con la strada. Dentro si intravedono alberi caduti e spezzati, erba alta. Qualcuno l'ha definita una giungla. Villa Rodella, a distanza di anni dalla sua acquisizione da parte dello Stato, non è ancora a reddito. È l'ennesima incompiuta dell'amministrazione statale, che ora deve correre ai ripari per arginare l'invasione delle piante, la crescita degli alberi, rimuovere i tronchi di albero caduti durante i fortunali e poi, forse, chissà quando, metterla a reddito oppure venderla. Intanto l'Agenzia del Demanio manderà i giardinieri a rendere presentabile il tutto a potenziali acquirenti o inquilini. I lavori costeranno circa 10.500 euro. Delle amate rose di Galan non c'è più traccia, restano solo quelle spontanee. Abbondano i melograni, ma siamo in stagione, l'erba alta ricopre perfino i sensori del cancello automatico. I veneziani arrivavano qui in barca, l'approdo c'è ancora dal canale Bisatto, creato dalla Serenissima per bonificare la terra nero-vulcanica che c'è in questa zona degli Euganei. Arrivassero adesso in questa giungla, vi entrerebbero da un nobile cancelletto uscito però dai cardini e scoprirebbero un leone di San Marco in basso rilievo, stinto e dimenticato. Quindi grazie a Guido Barbato che si è recato a Villa Rodella, Cinto Euganeo, per confermare le voci che riguardavano lo stato di abbandono, se non della villa,
perché comunque la struttura sembra essere sana dal punto di vista proprio statico, però il grande parco, tutta la parte attorno che era tenuta con grande attenzione, adesso versa nell'incuria, nel degrado, possiamo dire, arboreo più totale, quindi bisognerà capire cosa farà lo Stato per mettere a reddito, come diceva il nostro giornalista, questo importante bene che è stato per tanti anni, tanti mesi al centro della cronaca. Ricordiamo il matrimonio di Giancarlo Galan con donna Sandra Persegato, è stato uno degli eventi principali di quella stagione, con ospiti di grandissimo impatto come Silvio Berlusconi, ma insomma tutta la politica nazionale era stata invitata, e in quel momento Villa Rodella era una vera bomboniera. Vederla ridotta così, pur nonostante sia nelle disponibilità dello Stato, non può fare assolutamente piacere. Allora, notizia di servizio per quanti ci stanno guardando dal litorale. Stasera 20 di scirocco, sabato acqua alta a Venezia 135 centimetri. Condizioni meteo favorevoli per un rilevante fenomeno di acqua alta nella laguna di Venezia, con una previsione di picco di 135 centimetri previsto per le 12 di domani, quindi domani a mezzogiorno acqua alta a Venezia, lo riferisce l'ufficio maree del comune nell'ultimo bollettino. Sono previsti infatti 20 di scirocco lungo il medio e il basso Adriatico, che andranno a rinforzarsi domani su tutto il bacino lagunare. Si toccheranno 85 centimetri già questa sera, già nel pomeriggio, poi 1 metro domani e questo picco di 135 centimetri che potrebbe portare, vedremo cosa succederà, alla messa in funzione di alcune strutture del Mose. Domani infatti saremo molto attenti a seguire questa situazione, come sempre facciamo in questi casi. Domani, ve lo ricordiamo, cominciamo adesso a dirvelo perché il fatto che sia stato annunciato già oggi potrebbe essere nota di importanti aggiornamenti. Domani alle 12:30 il Presidente della Regione Luca Zaia sarà in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Noi saremo là per informarvi, perché tutte queste novità che riguardano l'emergenza coronavirus potrebbero portare a scelte complicate anche da parte della Regione. Non sappiamo cosa dirà Zaia, però sarà importante seguire questa conferenza. Facciamo ora l'ultimo break pubblicitario, poi torniamo fra un paio di minuti con tutte le altre notizie del Veneto. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, tutte le notizie dal Veneto. Abbiamo parlato di emergenza coronavirus, ma ci sono altre emergenze nelle nostre città. A Padova, ad esempio, c'è stato un periodo che probabilmente continua ancora adesso, poi vedremo se verrà confermata una notizia che ci è arrivata poco fa in redazione, ma della quale parleremo dopo questo servizio. Un periodo, dicevamo, legato alla microcriminalità o soprattutto al degrado, con baby gang, aggressioni, problemi nel pieno del centro storico, e il Comune di Padova ha deciso di potenziare la videosorveglianza con nuove telecamere. Andiamo a sentire. Più luce e più videocamere, operazione sicurezza in Piazza Duomo a Padova, teatro quest'estate di alcune aggressioni violente e di risse tra stranieri. Il 20 agosto scorso 2 ragazzi vennero pestati per una sigaretta negata mentre erano seduti sul muretto davanti al Duomo. A fine giugno invece un albanese venne accoltellato da un connazionale al termine di una lite. L'amministrazione comunale ha deciso così di potenziare sia l'illuminazione attorno e dietro la piazza, in via Dietro Duomo e via Obizi, con 12 punti luce, e di aggiungere anche 3 nuove videocamere di sorveglianza nell'angolo più buio dell'Arco Valaresso, proprio dove si è verificato l'accoltellamento di giugno. Il mio obiettivo, che è quello di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, non può non passare attraverso la prevenzione, quindi l'occupazione positiva degli spazi, l'illuminazione e la videosorveglianza. La nuova illuminazione sarà tutta LED e in alcuni punti storici verranno posizionati lampade decorative in armonia con quelle già presenti in Piazza Duomo. Una città bella e più sicura, spiegano l'assessore alla sicurezza e il vice sindaco, che hanno già fatto approvare il
progetto in giunta ed entro 4 settimane ci sarà l'installazione di luci e telecamere. Prossimi interventi in questa direzione nel rione di Mortise e in piazza Mazzini. Stiamo predisponendo un piano per l'illuminazione della città molto importante, perché il concetto che esprimevo prima, una città più illuminata, una città più sicura e una città più bella, è estendibile non solo in piazza Duomo ma anche nei nostri quartieri. Il prossimo punto è il Parco delle Farfalle. Dicevamo una notizia non ancora del tutto confermata, ci mancano alcune informazioni, ma che è legata a doppio filo con la sicurezza a Padova. Ne parla in questo caso il Gazzettino, che dà la notizia: l'avvocato Pietro Longo è stato aggredito poco fa a Padova, almeno questo dice il quotidiano. Indagini affidate alla squadra mobile. Il legale a 76 anni, è stato senatore, lo ricordiamo, avrebbe reagito estraendo la pistola durante una discussione molto animata con una coppia di padovani che sarebbero stati già arrestati. Di questo speriamo di potervi dare informazioni più dettagliate nel corso di questa diretta. Abbiamo la nostra redazione che si sta occupando di questo fatto che si innesta, come dicevamo, nel problema della sicurezza in centro a Padova, anche perché da come risulta questa aggressione sarebbe avvenuta a poca distanza dal centro storico cittadino. Speriamo di potervi confermare o comunque chiarire bene questa notizia qui nel corso di questa diretta. Allora, rimaniamo in tema di sicurezza, non potevamo che andare a Vicenza per parlare di sicurezza, perché se Padova ha il problema delle aggressioni, della microcriminalità, del degrado in centro storico, Vicenza ha un problema enorme con lo spaccio di droga. Ne abbiamo parlato con il sindaco. Blitz nell'outlet della droga. A Vicenza le forze dell'ordine entrano in azione con 25 uomini, una maxi operazione di carabinieri e polizia locale per colpire pusher e tossicodipendenti che continuano a orbitare attorno a Campomarzo. Una grande macchina della sicurezza che punta a rispondere all'allarme degrado lanciato dai cittadini. E il Blitz funziona. Un nigeriano di 21 anni, pedinato dagli investigatori in Borghese a Santa Bertilla, viene sorpreso a cedere cocaina a un consumatore italiano che viene immediatamente multato con una sanzione di 400 euro. Lo spacciatore invece, rincorso e bloccato al Parc Cattaneo, viene arrestato. Stessa sorte per un altro nigeriano di 29 anni che passa cocaina a un cliente tra Viale Roma e Via Verdi. Anche in questo caso maxi multa al consumatore e pusher con in bocca 0,21 grammi di eroina arrestato. Entrambi gli arresti non vengono però convalidati, probabilmente perché, anche se colti in flagranza di reato, i due spacciatori hanno modiche quantità di droga: 0,32 grammi di cocaina il primo, 0,25 grammi il secondo. E qui emerge un problema politico, uno scollamento tra la volontà dei cittadini che da tanti, troppi anni, inascoltati, chiedono la certezza della pena, e il codice penale di procedura penale che non rispondono più al sentire del popolo. C'è da chiedersi cosa aspetta il Parlamento, organo legislativo composto da deputati e senatori che devono rappresentare i cittadini, a modificare leggi e codici per renderli più efficaci. Altrimenti anche l'impegno delle forze dell'ordine viene reso vano. Le ore di lavoro degli agenti, pagate con le tasse, in casi come questi, servono solo a produrre carte ignorate dai piccoli delinquenti. Uno dei due pusher era già stato fermato dalla polizia locale il 16 settembre, condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione a pagare 800 euro di multa. Oggi lo ritroviamo ancora a spacciare a Vicenza, ovviamente con addosso piccole quantità di droga per eludere la legge. I tossicodipendenti poi spesso sono vagabondi, nullatenenti e non pagano le sanzioni. In una situazione del genere anche i sindaci hanno le mani legate, le armi spuntate. Noi stiamo lavorando quotidianamente con tutte le forze di polizia in coordinamento per portare a casa i risultati contro lo spaccio e contro il consumo di droga.
Evidentemente poi le norme non ci consentono di dare certezza alla pena e spesso queste persone si ritrovano a distanza di poche ore dagli arresti in libertà a ricominciare a delinquere. Questo è inaccettabile. Qualche mese fa ho scritto personalmente al Ministro dell'Interno Lamorgese, la quale non si è neppure degnata di rispondere a un sindaco di una città capoluogo o presidente della provincia. Abbiamo chiesto più risorse di personale, più forze di polizia e strumenti legislativi che diano la certezza della pena. Questo non è avvenuto, è inaccettabile. Quindi, se Padova ha le sue grane con la microcriminalità in centro, Vicenza si trova stretta fra una volontà di uscire da questo annoso e quasi endemico problema dello spaccio di droga e dall'altra parte l'assenza, appunto dicevamo, di pene certe, di possibilità di andare a colpire queste situazioni. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto, ma chiudiamo con la nostra Luisa Bertini da Padova in collegamento via Skype. Le lasciamo il tempo di sistemarsi. Dovremmo esserci, ci siamo. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno. Ci senti? Noi siamo in via Catamelata davanti allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, dove è stata illustrata una novità che riguarda i parcheggi. Quindi 31 parcheggi in più sono stati allestiti in questa che è una via trafficatissima perché porta anche all'ospedale centrale. Al momento sono state eseguite le linee bianche, quindi al momento sono gratuiti, ma l'assessore Ragona e il vice sindaco Michalizzi, che hanno tenuto appena adesso la conferenza stampa di presentazione di questo progetto, hanno già detto che tra qualche settimana diventeranno blu. Quindi alla buona notizia che ci sono più parcheggi, in realtà c'è la cattiva notizia che poi diventeranno a pagamento come tutti gli altri di questa zona, quindi €1,10 all'ora. Altra novità riguarda anche la ciclabilità, perché sono stati appunto messi a punto questi parcheggi, perché di solito qui c'era il parcheggio selvaggio, le automobili parcheggiavano sopra la pista ciclabile, ma grazie ad una nuova norma del codice della strada adesso c'è la possibilità di mettere vicino a questi parcheggi, qua la vedete, questa che si chiama bike line, quindi diciamo una pista ciclabile affiancata ai parcheggi. Prima c'era la pista ciclabile come la vedete là, quindi delimitata da linee gialle. Quella dall'altra parte della strada, quindi dalla parte dello IOV, resterà così l'assessore Michalizzi ha anche annunciato che in questa zona, diciamo, questa anticipazione con la segnaletica anticipa quello che sarà anche un programma di viabilità e di messa in sicurezza della pista ciclabile già precedente. Abbiamo visto, Luisa, grazie, immagino alla collaborazione di Federico Cibotto dietro al telefono, abbiamo visto l'incredibile traffico che c'è in queste ore a Padova. Sappiamo che addirittura avete avuto anche dei problemi a raggiungere altre zone per seguire la cronaca, perché ci sono momenti in cui a Padova è davvero impossibile muoversi. Quindi abbiamo parlato questa mattina di problemi padovani. Da una parte c'è quello della sicurezza in centro storico, dall'altra ci pare di capire che la viabilità continua a essere un problema per la città. La viabilità, specie i parcheggi, questi parcheggi che vi abbiamo appena mostrato, che ci hanno appena annunciato, saranno 31, quindi vanno ad aggiungersi a quello che è il silos qui a fianco, ovviamente sì, in un tratto di strada che è trafficatissimo, sia per le persone che vanno in ospedale, sia per gli accompagnatori poi dei pazienti. Benissimo, allora ringraziamo Luisa e Federico Cibotto. Noi siamo in chiusura. Ci sono notizie da Padova in questo momento. Sappiamo che stiamo verificando con la redazione questa aggressione che è stata annunciata da alcuni organi di stampa nei confronti dell'ex senatore Longo, ma ci pare di capire che al momento non ci siano conferme su questo fatto. Esatto, al momento ancora non ci sono conferme. Ok, quindi cercheremo di capirne di più, ne parleremo di sicuro nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie e buon lavoro. Grazie.
Ringraziamo quindi Luisa Bertini e Federico Cibotto per questo interessante aggiornamento. Avete visto questa bike line, questa linea creata apposta per le biciclette in una situazione, quella di Padova, soprattutto nella zona che avete appena visto, che collega un po' la Stanga, per chi conosce Padova, con gli ospedali, un'area sempre molto difficile dal punto di vista della viabilità, per non parlare dei parcheggi, quindi sicuramente ci sarà modo di approfondire anche questi temi. Siamo in chiusura del nostro Focus TG. Purtroppo non sono arrivati i dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto, quindi non siamo riusciti a reperirli. Vediamo che nessuno di quelli che sono gli operatori dell'informazione sono riusciti ad averli questa mattina. Forse c'è qualche ritardo, forse c'è qualche problema, perché gli ultimi disponibili sono quelli di ieri sera. Sicuramente ne parleremo nei nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza questa sera, quindi state con noi, torneremo per informarvi su tutto quello che succede in Veneto e nel nostro territorio. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.